Pomeriggio telespettatori di Tele4, benvenuti a questo appuntamento con Trieste in diretta. Due momenti differenti. Nella seconda parte parleremo del centro di fisica teorica, parleremo anche di un anniversario che riguarda Abdus Salam. Nella prima parte invece tiriamo le fila, se così si può dire, del convegno che è stato organizzato ieri dalla stazione Rogers e dall'Università di Trieste, intitolato Convivere con Auschwitz e l'umana barbarie. Abbiamo con noi Gianni Peteani, che è l'organizzatore dell'appuntamento, che poi è un appuntamento che si ripete da qualche anno, parleremo anche di questo, e poi la professoressa Sabina Passamonti, già docente all'Università di Trieste presso il Dipartimento di Scienze della Vita. Bentornati ad entrambi. Grazie. Allora, io non vorrei entrare in gamba tesa, perché poi non è non è nel mio stile, e non è poi nemmeno lo stile della trasmissione, però è purtroppo d'attualità, e quindi io ve lo chiedo. Che cosa ha comunicato a voi il fatto che ieri in Risiera, durante la celebrazione ufficiale della giornata della memoria, ci fossero così tanti vuoti, ci fosse così, che cosa vi ha detto? Abbiamo rilevato, c'è stato proprio passato questo dato che non è sicuramente positivo, ma è in linea con i tempi, in quanto il flusso mediatico l'incedere di gravami assolutamente pesantissimi a livello internazionale, di bellicismi, di situazioni di invasione, di guerre e di portata assolutamente inimmaginabile. Consideriamo che ieri si celebrava l'81esimo anniversario della liberazione di Auschwitz, per cui l'Europa tutta era distante, per fortuna di tutti, da quasi un secolo, diremo, dalle guerre, e invece ci troviamo in un clima particolarmente avverso, particolarmente duro, con degli strali e con delle prospettive assolutamente allarmanti, per cui c'è una generazione d'angoscia, proprio complessiva, palpabile. I media sono inevitabilmente portati a ingenerare questo genere di trasmissione dati, questo genere di informazioni, però ce n'è una al giorno che va dall'Iran all'Ucraina, certo, alla Palestina, e via dicendo. Sono 56 i conflitti in corso. Quindi, come diceva Papa Francesco, una guerra a macchia di leopardo, no? Però è una guerra. Una guerra non ti dico che è una terza guerra mondiale diffusa in pratica. Per certi aspetti. Si recupera, secondo lei, professoressa, questo vuoto? Devo dire che sono pessimista, perché accanto alle guerre combattute a suon di armi e relative distruzioni, ci sono anche le guerre d'opinione, e c'è anche una estrema facilità a dare giudizi, a non ascoltare, a catalogare il prossimo e a metterlo o in un campo o nell'altro senza argomentare. Certamente lo vede lei, penso. Sì, cioè, no, questo vale. Non c'è più la discussione pacata, il confronto di idee, ma se si osa semplicemente riflettere, non schierarsi, non prendere posizione, ma proviamo a immaginare cosa pensa l'altro, no? Immediatamente uno viene catalogato, e poi l'odio sui social media, insomma, oppure la maleducazione può assumere dei toni così violenti che, devo dire, io stessa non pubblico. Sì. Non metto più, assolutamente non metto niente, perché per pochissimo mi sono venuti anche dei commenti che non ho gradito, sui quali non si possono nemmeno Diciamo che è un segno dei tempi preoccupante quello. C'è una guerra di opinione.
Allora, parliamo di Convivere con Auschwitz, che è, diciamo, il titolo dell'iniziativa, che ogni anno viene declinata in un modo diverso. In questo caso, appunto, l'umana barbarie. Com'è nata l'idea del ciclo stesso? Questo ciclo è nato su un mio spunto. Allora, la prima edizione, con il professore Walter Zerbino, allora preside della facoltà di psicologia. Nei miei tempi. Io avevo la madre, Ondina Peteani, deportata ad Auschwitz, e parlando con lui ho espresso questa sensazione di una sorta di lascito, di un passaggio, di un testimone, dal testimone proprio fisico di prima generazione, come le sorelle Bucci, come Edith Bruck, Liliana Segre, Sami Modiano e altri, a Trieste Riccardo Goruppi. Però c'è anche la transizione di mezzo, che sono i figli, sono il secondo passaggio. Da qui ho proposto la cosa, a lui è piaciuta l'idea, e il primo convegno Convivere con Auschwitz era una sessione di psicologia. C'è stata una pausa poi di un paio d'anni, e con il professor Giovanni Fraziano, che era preside della facoltà di architettura, abbiamo messo in moto, e da quella volta non si è più fermato. Insomma, la differenza che l'ha reso un po' noto a livello nazionale sta nel fatto che si è trattato e si è scelto di fare un focus sulla memoria, su Auschwitz, sulla memoria dell'Olocausto, della deportazione, però da orizzonti assolutamente differenti, sì, e non esplorati solitamente, ossia da tutte le facoltà. Perché sarebbe troppo semplice, come dire, ridurlo ad una serie di interventi delle facoltà umanistiche. Ma come era difatti al tempo, l'idea è stata di ovviare a una certa stanca, tra virgolette, che andava, non dico a banalizzare, ma a impastare un po' di retorica, diventava qualcosa di sterile, che veniva ormai disatteso. Mentre scendendo in campo tutti i dipartimenti scientifici abbiamo dato voce ad esempio a dei matematici, che mai più, a dei fisici, a dei biochimici, alla professoressa Passamonti, per cui tutti i dipartimenti con la loro prospettiva hanno generato un qualcosa di veramente inatteso. Io ho letto che nel suo intervento ieri lei si è incentrata su Leningrado, la fame come moderno strumento di guerra. Leningrado è, diciamo... no, per dire la verità, no. Perché Leningrado? Stavo sbagliando, stavo andando direttamente su Stalingrado. Allora, innanzitutto, come ho spiegato ieri proprio all'inizio, e su suggerimento, richiesta di Gianni Peteani, che era interessato a far conoscere alla platea degli aspetti, diciamo, medici della sofferenza dei deportati. Capito. Allora io ho iniziato, questo è il mio quarto intervento sul tema fame e nazismo. Ho iniziato con lo studio condotto all'Università del Minnesota nel 1943-1944 da dei professori di fisiologia statunitensi che hanno fatto uno studio clinico sulla semifame e la rialimentazione. Naturalmente erano dati che servivano a gestire l'emergenza che gli alleati incontravano in Europa. E poi ho proseguito con lo studio della fame, la malattia da fame, studiata dai medici del ghetto di Varsavia, medici ebrei. Avevano una scuola clandestina, una facoltà di medicina clandestina, hanno fatto questo studio clinico che è molto citato e molto conosciuto nell'ambito.
Poi ho studiato la grande fame della Grecia nel 41-42 e l'inverno della fame in Olanda. Tra l'altro, adesso può sembrare una sciocchezza, e chiedo scusa, però è un dato anche. Sembra che Audrey Hepburn fosse una, diciamo, vittima di tutto ciò, e che lei stessa lo diceva, il suo fisico asciutto eccetera sosteneva che dipendesse proprio dall'aver patito in Olanda, perché la Hepburn era belga e olandese, dall'aver patito proprio la fame durante i primi anni di guerra e di non essersi più ripresa. Aveva, se siamo nel 41, 29-41, 12 anni, sì, quindi... Difatti era amica di Anna Frank. Cioè, sì, ecco, e infatti questi, soprattutto in Olanda, dove c'erano anche più disponibilità per fare studi scientifici, molto interesse, sono stati fatti gli studi sui sopravvissuti e sui figli dei sopravvissuti, perché la fame patita naturalmente ha avuto un impatto sul dimagramento, la debolezza e diciamo la perdita di funzionalità. E poi la rialimentazione in realtà è uno stress per un organismo indebolito, la faccio semplice. Sì. E quindi poi questi segni permangono con delle alterazioni genetiche a livello del DNA, la cosiddetta epigenetica, quelle modificazioni che si hanno per effetto dell'ambiente, quindi non vuotazioni, ma semplicemente stimoli ambientali. In questo panorama quindi il vuoto era descrivere, cioè fare un cenno così, perché non è di più, un cenno sull'altra grande fame apocalittica patita durante l'assedio della città di Leningrado, che è durato 900 giorni, quasi 900 giorni, e i cui effetti sulla popolazione, diciamo, sulla popolazione furono registrati negli ospedali attivi in Leningrado, e i dati degli clinici sono stati studiati proprio dai fisiologi americani che avevano fatto questo studio nell'Università di Minnesota, e quindi hanno praticamente validato, confrontato i risultati ottenuti in un sistema, diciamo, controllato, pulito, medicalizzato, diciamo, perché un certo numero di volontari si è sottoposto a una dieta rigorosa, ma erano tutto ipercontrollati, quindi medicalizzati al 100%. E invece sono andati, questi medici americani, fisiologi, sono andati a vedere le condizioni vissute, diciamo, nella realtà sul campo, e quindi hanno descritto, insomma, mi ha colpito in particolare il problema dell'ipertensione arteriosa, che è stata una specie di epidemia, cioè era la malattia più frequente per cui uno veniva ricoverato a Leningrado. Ma quando? Da quando la fame è cessata, perché sono arrivati i rifornimenti, quindi... è risolta, quindi è stata praticamente una complicanza della fame precedente. E la cosa molto tragica e paradossale è che intanto l'ipertensione quella volta non era trattata non c'erano farmaci ipertensivi. L'unico modo per gestire una ipertensione maligna che porta a morte per ictus, infarto del miocardio, retinopatie e cecità, era la dieta priva di sale, ce lo dicono anche adesso, e la restrizione calorica, il che significa che uno aveva patito la fame in guerra e se voleva si era salvato, e se non voleva morire di complicanze dell'ipertensione arteriosa doveva patire la fame in pace. Ma così. E poi, diciamo, comunque è stata l'occasione per fare un'apertura sul mondo attuale,
che è purtroppo flagellato da 16 zone critiche di fame catastrofica, da grave a catastrofica, 14 delle quali sono legate ad azioni belliche, a conflitti. Quindi c'è un osservatorio della fame nel mondo che registra tutti i dati e naturalmente classifica anche la gravità della fame secondo dei parametri molto rigorosi. Questo tipo di iniziative, no? Tra l'altro ha visto anche la presenza di un premio Nobel per la pace. Questo tipo di iniziative, come posso dire, rende evidente più che rende noto come fondamentalmente quando parliamo di determinati argomenti non possiamo circoscriverli, nel senso Auschwitz non è solo Auschwitz, è anche quello che ci ha raccontato la professoressa, cioè strategie ben precise, problematiche che non cessano con il finire, chiamiamolo, con il ritorno alla normalità o comunque con la capitolazione almeno di un... O con la capitolazione di chi quegli stenti andava ad infierire. Rende l'idea proprio di come appunto quella barbarie non si limitasse paradossalmente a se stessa. Questa è un po' l'intenzione di fondo di questa rassegna, che è diventata negli anni un format, Convivere con Auschwitz, ovvero andare a declinare le varie tipologie di aggressione alla libertà e alla pace in maniera da darne esposizione in funzione di studio per un processo totalmente differente. Quest'anno, devo dire la verità, ci siamo sentiti un po' sconfitti, perché chiaramente non saremo noi a gestire le sorti del mondo, il nostro era un microbico impulso, no? Capito? Però abbiamo ben visto che la situazione globale oggigiorno era catastrofica e anche noi abbiamo segnato un flusso di attenzione maggiore a quest'ultima sessione, anche però con minor partecipazione. Abbiamo sentito proprio che c'è una distanza causata da una saturazione, da quel che accennavo prima, un pressing veramente tanto presente. In America cosa sta succedendo? Proprio nel Minnesota, tra l'altro. Questo qui, difatti, ieri ho citato quell'evento capitato in questi giorni, laddove, e sembrava un filmato del rastrellamento del 16 ottobre a Roma, del 43 sembrava, dove però il 16 ottobre a Roma non c'era neve. In uno stato, mi sembra in Minnesota, è stato portato via un anziano da una casa con calzoncini, per non dire mutande, e una coperta sulla schiena, neve fuori, ed è stato portato via così, proprio degli aspetti che la più grande democrazia del mondo, secondo loro appunto, come ufficialmente veniva comunque etichettata, presenta un indice di barbarie e di imbarbarimento che mai ci saremmo aspettati. Da qui anche l'idea di colloquiare con il premio Nobel Terumi Tanaka, che è stato un personaggio veramente incredibile e che ci ha offerto un suo lungo 13 minuti, ma insomma corposo intervento, laddove parla appunto, lui è un sopravvissuto di Nagasaki. No? Sparato fuori alla velocità del vento, attraversando non so quante finestre spaccate dal botto, salvo per miracolo, famiglia devastata, ed è un promotore di pace contro la proliferazione nucleare, ovviamente. Anche questo, in questo periodo,
messa molto in discussione dalle tensioni, e non chiamiamo tensioni, dalle guerre russo-ucraina, laddove il termine bomba atomica è tornato presente dallo scontro per i missili di Cuba, no? Da quella volta là non so se era una sessantina d'anni che non se ne sentiva parlare. Giù, no? C'era stato proprio un... Non so, è anche vero che, ma questo è un discorso più dalla mia generazione in su, non credo che i ragazzi di adesso, perché noi avevamo qualcuno cui guardare con una, come posso dire, con una certa dose di speranza, nel senso, lo stesso Kennedy, se vogliamo, Nelson Mandela, eccetera. Adesso mi sembra che non ci siano nemmeno punti di riferimento. Questi punti di riferimento ideali, non li vedo, ecco, insomma, non so se i ragazzi, forse, non lo so, è un periodo che credo poi a tutti i livelli, no, professoressa, si riscontra tutto ciò. Sì, c'è un forte controllo affinché delle personalità modello positive e anche modello ispiratrici, queste vengono, secondo me, subiscono ostruzione, tipo fallo d'ostruzione, no? Vengono... Sì. Intanto ritorniamo alla questione dei media. I media stanno lavorando, secondo me, con colpi bassi, mi permetto di dire, insomma, perché abbiamo forme di censura, vediamo anche X, Twitter o Facebook, ci sono persone che hanno espresso posizioni e sono state cancellate, insomma, nel senso che andiamo pesanti, non si ha l'impressione di vivere in un ambiente di libertà d'opinione, libertà di pensiero, e in questo clima così sterile pensare che emerga qualcuno così da un bell'ambiente è impossibile. Probabilmente emergerà qualcuno quando saremo scesi molto più in basso. Ma io sto pensando, per esempio, quello che sta dicendo lei adesso, mi veniva in mente la figura, per l'amor di Dio, ma proprio per capire, del nuovo sindaco di New York, che ha portato un programma messo a disposizione dei cittadini. Se lo hanno votato, vuol dire che c'è la necessità di poi dopo, tra 5 anni, non lo voteranno più, oppure se avrà combinato qualche cosa di positivo lo voteranno ancora. Mi pare che si vada anche oltre le regole del gioco, insomma. Ma è stato anche paradossale, cioè nessuno si aspettava che un sindaco di New York musulmano prendesse la carica e inaspettatamente si è dimostrato più democratico lui di... No? So, è tutto un rovesciamento, so, oltre al fatto che New York non è proprio l'America, è quasi un'isola, no? Su questo sono perfettamente d'accordo, insomma, come Londra non è la Gran Bretagna, e qui hanno davvero molta colpa anche i mezzi di informazione che non fanno più inchieste, quindi io ricordo quando in occasione delle elezioni negli Stati Uniti Repubblica si era permessa il lusso di inviare Vittorio Zucconi per un anno ogni settimana in uno stato degli Stati Uniti prima di arrivare a novembre, e quindi per ogni settimana c'era un appuntamento fisso che ti cercava di spiegare che cos'era l'America che andava a votare. È un po' così, e poi dopo la cosa peggiore è che tutto venga anche rubricato come qualche cosa che sì, è successa nel passato e che potrebbe non succedere più, laddove invece vediamo che in altri mascherato, ma determinate cose si ripropongono sempre. Ma specie ultimamente stanno riemergendo delle cose che
ritenevamo tutti, per fortuna, un lascito proprio relegate al passato. Per questo abbiamo scelto di aprire questo convegno con quel brano che adesso noi faremo sentire proprio in chiusura. Di Anne Frank, no, perché quella è la pagina più profonda quasi del diario di Anne Frank, laddove lei parla di questa terra inospitale nella quale si trova a vivere. Lei viveva in una sorta, non dico di un armadio, ma questo appartamento celato, nascosto, e aveva però fiducia ancora nell'umana quasi fino discendenza. Fino all'ultimo, purtroppo, sappiamo bene come è andata a finire. Insomma, bisogna su determinati argomenti bisogna tornare sempre, non mollare mai la presa, perché sì, sennò abbiamo ritenuto proprio che l'universalità di quelle sue parole travalichino e vadano oltre qualsiasi, siano ottime, per quello, sì. Veramente ottime per qualsiasi equilibrio in un'equidistanza veramente di ricerca della libertà. Adesso sentiremo, ci arriviamo così, arrivo giusto all'ora giusta, è una messa in musica, insomma, diciamo sì, così, un brano musicale fatto lei su queste parole di Anne Frank. Allora, io ringrazio Gianni Peteani e la professoressa, abbia pazienza professoressa, ma io per i nomi comincio a... Lascio leggere. Sabina Passamonti, abbiate pazienza, ormai incomincio ad avere dei problemi nel ricordare i nomi. Con tutta la gente che incontro potrebbe essere anche comprensibile. Grazie davvero, buon lavoro. Chiudiamo appunto con questo brano musicale e poi dopo cambiamo argomento. Mica tanto, per dire la verità, perché credo che parlando del centro di fisica comunque parleremo anche del mondo che ci circonda. Posso dire, ho lavorato 20 anni al Centro di Integrazione di Fisica Teorica e a stretto contatto anche col professor Salam. Quindi ora c'è anche questo viatico. Grazie davvero ancora. Grazie a lei. Grazie. That I haven't given up on all my ideals because they seem absurd and impossible to achieve. Ooh, and yet I hold on to them because despite everything I still believe that people are truly good at heart. Ooh, I simply can't base my hopes on confusion, misery and death. Ooh, it's truly wonderful that I haven't given on all my ideals because they seem absurd and impossible to achieve. I see the world gradually turning into an inhospitable land. I hear the approaching thunder that will destroy us too. I can sense the suffering of millions, but as I look up at the sky above, I think that everything will fall into place, that this cruelty too will end, and that peace and tranquility will return. Ooh, it's truly wonderful that I haven't given up on my ideals because they seem absurd and impossible to achieve. Thunder that will destroy us too. I can sense the suffering of millions, but if I look up at the sky,
I think that everything will return to its place, that even this cruelty will end, and that peace and tranquility will return. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, parliamo del Centro di Fisica Teorica, lo facciamo assieme al professor Sandro Scandalo, che è il capo della ricerca dell'ICTEP, e lo facciamo alla vigilia di un appuntamento domani, tra l'altro, appuntamento fissato anche per ricordare il centenario della nascita del professor Salam, che fu il fondatore dell'ICTP, e credo anche per la mia generazione, forse uno di quei personaggi, come posso dire, che hanno detto, che dicevano, che dissero, usiamo anche il passato remoto che ogni tanto fa figo anche questo, che dissero qualche cosa, no? in quegli anni di Trieste, cioè avere un premio Nobel che lavorava a Trieste volle dire, oggi vado assai con i passati remoti, voleva dire c'è qualcosa di cui essere fieri in quegli anni. Assolutamente, assolutamente. Il passato remoto è anche giusto, visto che ce l'abbiamo 100 anni. Sì, questo è vero. Ma assolutamente sì. Bisogna anche tener conto che Abdus Salam non aveva ancora preso il premio Nobel quando ha avuto questo incarico di creare il Centro di Fisica Internazionale di Fisica Teorica. Stiamo parlando ormai di 60 anni fa questo. E infatti il centro nacque anche perché Salam era non solo, diciamo, uno scienziato eccezionale, ma anche perché era una persona che era riuscita a muoversi a livello politico in modo estremamente efficace, efficiente, è riuscito a convincere organizzazioni internazionali come l'UNESCO, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ovviamente l'Italia, grazie ovviamente al Paolo Budinic, che fu un altro diciamo, personaggio estremamente importante per questa storia, e a portare qui l'ICTP, questo 60 anni fa. Poi il Nobel venne nel 79 in realtà. Io ricordo quel momento perché, forse perché avevo anche un'età che mi permetteva di capire, di informarmi meglio, però divenne un qualcosa. Certo, comunque queste immagini bellissime di Carlo Rubbia che andò a prenderlo a Milano, perché ovviamente Carlo Rubbia prese il Nobel dopo, in realtà nell'85, proprio per aver scoperto, per aver verificato le teorie di Salam. Quindi è stata una cosa anche molto bella. Sì. Morì relativamente giovane anche, no Salam? Sì, a circa 70 anni, infatti sono anche 30 anni dalla morte di Salam, però noi celebriamo la nascita. Certamente. E leggo nelle note che mi hanno inviato, dice che appunto in occasione della celebrazione per questo importante anniversario il Centro di Fisica riunisce esperti e decisori per discutere l'impatto economico e sociale della quantum science, cioè un'era quantistica equa. Allora, ovviamente il mondo è cambiato ovviamente in 100 anni, e anche dalla nascita dell'ICTP, se vogliamo, perché l'ICTP nasceva un po' dalle ceneri della guerra mondiale, dall'era atomica, dalla fisica nucleare. Ovviamente oggi il mondo è cambiata la scienza, è cambiata anche quelle che sono le applicazioni tecnologiche della scienza, e ora si parla, diciamo, invece a gran voce di applicazione delle tecnologie quantistiche. Questi, diciamo, sono tra i temi più importanti che la scienza sta cercando di portare avanti per contribuire allo sviluppo tecnologico e economico. E quindi abbiamo scelto di celebrare i 100 anni della nascita di Salam, invece che guardare troppo indietro, in realtà guardando avanti, quali sono le sfide che Salam oggi avrebbe cercato di risolvere. Le sfide oggi scientifiche sono proprio quelle della meccanica quantistica e di come usare la meccanica quantistica per sviluppare nuove tecnologie. Questo insomma è il tema dell'incontro di domani. Tra l'altro due cose, una mi viene in mente leggendo l'elenco di chi parteciperà a questo incontro. C'è Tommaso Calarco dell'Università di Bologna e di un centro scientifico in Germania, Forschungszentrum Jülich, a Trieste tedesco fa. Sabrina Maniscalco, che è la cofondatrice e CEO
di una startup quantistica che si trova in Finlandia, Dragan Mihailovic del Josef Stefan Institute di Lubiana e Peter Zoller dell'Istituto di Ottica Quantistica e Informazione Quantistica in Austria. Colpisce anche, e non dovrebbe, ma per certi aspetti colpisce anche sempre di più, il fatto che proprio c'è una sorta di internazionalizzazione della scienza, nel senso che appunto fisici, scienziati italiani non lavorino all'estero, fisici e scienziati stranieri lavorino nel nostro paese. Da questo punto di vista almeno il mondo della ricerca sembra quasi una zona franca rispetto a quello che succede nel resto del mondo. Assolutamente sì, avevamo tra l'altro anche un ospite indiana che purtroppo non è potuta venire per problemi dell'ultimo momento, quindi si parla proprio di globalizzazione, vorrei dire, perché la scienza è intrinsecamente internazionale. Se uno Ma lo è sempre stata, professore? Lo è sempre stata, sì, credo che sì, lo sia sempre stata perché grazie alla collaborazione internazionale poi le idee si scambiano, le idee crescono e c'è anche la specializzazione che contribuisce a questo, cioè alla fine trovare una persona che sia esperta di cose così specialistiche non è facile trovarlo intorno qui, bisogna andarla a cercare in altri posti del mondo, quindi la collaborazione internazionale è essenziale. L'altro aspetto ovviamente è che molto spesso le scoperte scientifiche avvengono anche perché c'è un'unione, una sinergia di molti teams diversi e questo ovviamente succede solo quando c'è una collaborazione internazionale. C'è stato un momento nella storia più recente dove tutto ciò è stato reso non più possibile, comunque dove pian piano tutto ciò è divenuto più evidente? Ma è cominciato, credo che l'ICTP sia forse uno degli esempi più belli di questo, Sì. Quindi già negli anni 60, in realtà se devo dire la verità è stata una cosa che è partita ed esplosa proprio negli anni 60 e 70, quando i popoli si sono resi conto che uscendo anche dalle guerre, la collaborazione internazionale alla fine era importantissima. E se devo dire la mia opinione personale, in realtà ora stiamo muovendosi forse nella direzione leggermente opposta. Ci sono molte più limitazioni sulla collaborazione internazionale. Noi siamo testimoni di tantissimi casi, per esempio, di scienziati che non riescono più ad andare negli Stati Uniti per problemi di visto. Sappiamo bene quanto sia difficile per scienziati da certi paesi del mondo muoversi, insomma. Quindi il mondo in realtà, dal mio punto di vista, almeno non è che sta evolvendo in modo, verso l'internazionalizzazione. Io potrei anche testimoniare, adesso non vorrei, però ci sono anche appunto dei ricercatori, degli scienziati che dagli Stati Uniti sono anche tornati in Europa, nel nostro paese, perché percepivano che c'era qualche cosa magari di impalpabile per certi aspetti, ma in realtà profondo per altri, che dice qua è meglio. Bisogna anche tener conto che la comunità scientifica americana è per sé stessa molto internazionale, credo che la metà dei ricercatori che lavorano negli Stati Uniti siano in realtà di origine di altri paesi, anche ci sono tantissimi italiani, io ho un sacco di amici e conoscenti che sono trasferiti in America per fare ricerca. Apro e chiudo la parentesi, c'è stato un tempo in cui, andare in America a lavorare negli istituti scientifici americani penso fosse un punto, non un punto di arrivo, perché penso che nel vostro lavoro nulla debba essere considerato un punto di arrivo, però certamente un luogo quantomeno privilegiato dove poter fare ricerca, eccetera. È ancora così da questo punto di vista, oppure anche da quel punto di vista c'è qualche piccola crepa? Rimane comunque uno dei crocevia della scienza mondiale negli Stati Uniti, però chiaramente le cose stanno cambiando sempre più rapidamente. L'Europa intanto si è data molto da fare negli ultimi anni, ormai la ricerca europea, quella italiana, ma anche in un contesto europeo, ha raggiunto delle eccellenze, tant'è vero che appunto gli ospiti di domani sono tutti ospiti che vengono da Slovenia, Austria, Germania, eccetera, E poi ovviamente c'è l'Oriente, la Cina, il Giappone, la Corea, sono tutte nazioni che stanno crescendo scientificamente in modo rapidissimo. E io non mi sorprenderei, anzi non mi sorprendo più ormai, che fra 5-10 anni il baricentro della scienza mondiale in realtà si sarà l'India stessa sta crescendo in modo veramente esponenziale. Quando parliamo, adesso per l'amor di Dio, io qui è
sollecitazione che mi è venuta, nel senso, ma è anche vero questo, no? Che una volta di fronte a nuove scoperte scientifiche c'era sicuramente anche la possibilità di uno sfruttamento immediato, eccetera. Adesso mi pare che lo sfruttamento sia, non voglio dire più politico, però non so, quando sento parlare, non so, di terre rare, tutte queste cose qua, penso più che altro appunto cioè, gli americani, adesso è inutile, non è che gli americani hanno mire sulla Groenlandia perché vogliono farla prosperare, eccetera, non è che hanno mire da altre parti, cioè, io diciamo, credo che sia anche una conseguenza del fatto che la ricerca scientifica si è avvicinata sempre di più negli ultimi anni in realtà alle applicazioni tecnologiche, che le nostre società alla fine sono dominate dalla tecnologia, insomma noi non viviamo più sempre senza un cellulare, diciamo, e dentro il cellulare c'è una quantità di tecnologia, diciamo, incredibile. Per cui ci sono aspetti della ricerca avanzata, della tecnologia avanzata, che diventano aspetti anche in qualche modo strategici per i vari paesi, e quindi lì cominciano un po' a intersecarsi questi cammini, i cammini della ricerca e i cammini poi delle strategie politiche, che devono anche assicurarsi che poi il ritorno economico di queste ricerche in qualche modo benefici anche i paesi in cui vengono fatti. Infatti domani avremo Tommaso Calarco, per l'appunto, che in aggiunta a queste, diciamo, qualifiche che ha, è anche, diciamo, il coordinatore nazionale della strategia quantistica nazionale. Gli è stato chiesto, diciamo, di coordinare per il governo italiano quella che potrebbe essere la strategia della ricerca italiana nel campo della meccanica quantistica. Quindi c'è un collegamento sempre molto più forte effettivamente tra ricerca e politica. A livello più, come dire, più basso, tra virgolette, no? Nel senso, è internet il momento, la nascita di internet rappresenta uno spartiacque rispetto al passato, o c'era qualche cosa anche prima? Beh, c'erano altre, la tecnologia, diciamo, ha cominciato a entrare nelle nostre vite già da prima, pensiamo ai transistor per esempio, no? All'elettronica, l'elettronica già negli anni 60-70, con le scoperte scientifiche che erano state fatte soprattutto negli Stati Uniti, ha cominciato a quello è il periodo in cui diciamo, io non so se identificherei un momento specifico, però ci sono stati tanti salti, diciamo, di cui appunto il primo, quello dei transistor, poi è venuto internet, ora sta arrivando l'intelligenza artificiale per esempio, che sta cambiando in modo sempre più rapido le nostre vite, quindi nel bene e nel male la tecnologia sta influenzando e guidandoci sempre di più nell'immaginare quello che sarà il progresso delle nostre società. L'intelligenza artificiale, cioè dall'intelligenza artificiale secondo lei si può, come dire, tornare indietro, oppure è ormai Non c'è motivo di tornare indietro, io credo, no? Il progresso scientifico tutto sommato ci ha portato a vivere una vita migliore, no? Sempre guardiamo al passato con una certa nostalgia, ma è un dato di fatto che la vita è nostra. No, gli ho fatto questa domanda migliore, perché no? Ieri per puro caso, anzi non per puro caso, io ritengo che sia per puro caso, immagino che ci sia un algoritmo dietro, ma comunque per caso, diciamo per caso, girando su YouTube mi sono imbattuto in un canale dove ti fanno vedere tutti quegli oggetti di consumo comune di 30, 40 e 50 anni fa. Avendo io un'età in cui posso storicizzare parecchio, mi sono divertito ad andare a vedere quello che succedeva negli anni, quelli che erano ritenuti appunto le grandi novità negli anni 70, alcune delle quali poi sono scomparse probabilmente già negli anni 80. Ma la domanda potrebbe essere questa: noi probabilmente siamo spaventati da un modernismo o da un contemporaneismo, quello che non esiste nemmeno, la invento io, che ci viene imposto probabilmente, sì, no? Io penso che sia anche corretto che noi ci spaventiamo, perché questo ci stimola delle risposte, no? Ci siamo spaventati quando abbiamo scoperto la bomba atomica, per esempio, no?
Eppure oggi probabilmente non riusciremo a vivere senza l'energia atomica, non dico qui in Italia, ma ci sono altre applicazioni diciamo, del nucleare, come quando se andiamo in ospedale, diciamo, la maggior parte delle strumentazioni sono strumentazioni che si basano sulla fisica nucleare. Quindi insomma è giusto che ci spaventiamo ed è giusto che impariamo a governarle le tecnologie, a imparare come funzionano e soprattutto a governarle. L'abbiamo fatto col nucleare, lo stiamo facendo anche con l'intelligenza artificiale. Diciamo, io sono abbastanza ottimista che noi, se ci mettiamo d'impegno ovviamente, sono scoperte dirompenti, sono potenzialmente anche, diciamo, pericolose se vogliamo per certi aspetti, così come lo era il nucleare, però bisogna imparare a governarne, prendere il meglio e fare sì che soprattutto diventino accessibili a una fetta maggiore possibile della popolazione. Ecco. Infatti parliamo di equo proprio per quello in questo panel domani, cioè l'importante è non solo avanzare la ricerca, ma anche far sì che la ricerca poi benefici una fetta sempre più grande della popolazione. Ecco, in questo senso è sempre più essenziale che la ricerca parli una lingua comprensibile. Ora, è vero che sono stati fatti passi non da gigante, verrebbe dire, non mi viene in mente un altro paragone, perché oggettivamente anche nel nostro paese fino a qualche anno fa era un grosso problema la divulgazione scientifica, eccetera, invece adesso è qualcosa di veramente davvero alla portata di tutti. Questo tipo di applicazione, diciamo così, al mondo della scienza deve però continuare effettivamente, no? Nel senso, investire anche sulla comunicazione di se stessi. Certo, assolutamente, siamo gli scienziati, come forse avete visto, siamo delle persone che non sono molto brave a comunicare. No, ma forse siete più bravi di quanto possa sembrare. Però insomma, si sono sviluppate nel frattempo delle professionalità. Ecco, forse magari è vero anche questo, che accanto al lavoro vostro... E Trieste secondo me è un esempio bellissimo di questo, no? Abbiamo questa bellissima scuola che alla SISSA, diciamo, un programma di master per i comunicatori della scienza, da cui sono usciti tra i migliori giornalisti scientifici italiani negli ultimi 30 anni. È una cosa su cui dobbiamo assolutamente investire, perché è importante, e credo che gli scienziati lo percepiscano questo, forse non tutti, anche perché c'è questo problema che la scienza si presenta sempre in modo molto, come dire, cercando sempre di enfatizzare un po' troppo, secondo me, il successo, i grandi progressi della scienza, senza andare forse a guardare che la scienza in realtà è un processo molto umano, che ha dei fallimenti, delle persone che sono dietro, e io penso che questa umanizzazione del processo scientifico potrebbe essere una chiave di volta se noi veramente vogliamo che la comunicazione scientifica diventi qualcosa che la gente poi recepisce qualcosa di interessante, non solamente come la solita, diciamo, comunicazione dei grandi progressi della scienza, ecco, e potrebbe anche aiutare, secondo me, a far percepire la scienza come qualcosa di più utile. C'è una forte crisi, non si può negare, diciamo, nella fiducia che la gente ha nella scienza. Ma come ci si, in questo ambito, professore, come ci si difende invece dalla banalizzazione? Nel senso, io faccio un esempio che forse avrò fatto anche altre volte, ma per esempio se si va su certi canali di Sky non è tanto roba scientifica, è più cosa, diciamo così, sono documentari di storia, eccetera, però insomma c'è questo. Poi vedi i titoli e vedi delle cose tipo come adesso, le vacanze di Hitler, Hitler a colori, c'era uno che chiamava Hitler a colori, e mi ricordava quel film di Mel Brooks dove alla fine diceva Hitler sul ghiaccio, eccetera. Cioè c'è anche un rischio di affrontare le cose, ripeto, non tanto per quanto riguarda il mondo scientifico, ma comunque per quanto riguarda la ricerca o comunque anche il mondo umanistico, eccetera, con un'eccessiva banalizzazione. Sì, no? diciamo, la banalizzazione, diciamo, la semplificazione secondo me è un valore. Riuscire a comunicare la scienza con un linguaggio semplice, diretto, secondo me è anzi un valore, è qualcosa che insomma è anche molto complicato. Io stesso vado spesso a parlare anche nelle scuole e mi rendo conto che
è sempre, cioè più il livello, diciamo, se si parla di, insomma, all'elementare è molto più difficile comunicare la scienza che al liceo, per esempio, no? Perché semplificare il messaggio scientifico è molto molto complesso. Ovviamente non bisogna banalizzarlo, non bisogna dire cose scorrette, per esempio. La correttezza è l'essenza, diciamo, della scienza. Però la semplicità, secondo me, è una virtù, è un valore. Allora, l'iniziativa di domani è una delle tante che l'ICTP ha in animo proprio per ricordare il centenario di Abdus Salam. Ci sono state finiranno domani 4 conferenze, dall'informazione quantistica alle tecnologie trasformative, un viaggio di scoperte straordinarie. Domani, tra l'altro, verrà annunciato anche il nome del vincitore del premio Spirit of Abdus Salam. Di che cosa si tratta, professore? Ma questo è un premio molto interessante che ha istituito in realtà la famiglia di Abdus Salam, i figli, per riconoscere delle scienziati, ma anche, diciamo, delle persone che lavorano nel campo della ricerca, ma non necessariamente dei ricercatori, per in qualche modo riconoscere persone che hanno colto in pieno quello che era il vero spirito di Abdus Salam, che non era solo uno spirito di genio scientifico, ma era anche una persona di una grandissima umanità, che, diciamo, pensava alla scienza nei paesi poveri, che aveva anche un approccio umano. Io purtroppo l'ho avuto solo l'occasione di vederlo una volta, perché era, insomma, è scomparso nel 96. Però era anche una persona, mi dicono tutti quelli che l'hanno conosciuto, una persona umanamente eccezionale. Allora questo premio è un premio un po' particolare, non riconosce solamente le scienze scientifiche, ma riconosce anche le persone che si sono date da fare, anche dei colleghi dell'amministrazione del centro l'hanno preso questo premio. Che viene dato a una persona ogni anno? Viene dato a 2, 3, 4 comunque persone. Più, ho capito. Sì. È un po' come il San Giusto d'Oro. Esatto, che sono distinte quindi che anche penso l'approccio. Salam lo ebbe, no? Il San Giusto d'Oro, se non mi sbaglio, o comunque lo ebbe il centro di fisica, credo. Sì. Allora, poi dopo anche vengono confermati, e noi ce ne occupiamo ogni anno, devo dire la verità, con grande gioia e simpatia, perché ci sono anche, tornano, e il centro di fisica ci sarà anche a Scienze Virgola, che è la kermesse organizzato dalla SIS in questo caso, e anche il Maker Faire, questo però è più avanti, di solito è verso settembre. È a maggio. Mamma sarà maggio. Si alterniamo tra maggio e settembre. Quindi non ho sbagliato del tutto, c'è anche... E poi anche... E questo è un altro dato su cui riflettere, e ne abbiamo sempre riflettuto dall'altra parte, perché per esempio il 4 di giugno al Miela c'è uno spettacolo teatrale che si intitola Il processo ad Abdus Salam, che parlerà proprio, insomma, delle ultime ore di vita di Salam. Il rapporto fra scienza e fra ricerca, anche scienza e teatro, è sempre più, come dire, non è più qualche cosa di discontinuo o di così, procede, insomma. Sì, è una bellissima, secondo me è un bellissimo connubio, diciamo, che tocca sia temi di, come dire, disseminazione scientifica. Abbiamo avuto spesso, per esempio, a Trieste Gabriella Grayson, non so se vi ricordate, come no, che insomma è una divulgatrice fantastica, ma anche, per esempio, ci sono delle opere teatrali bellissime sulla storia della fisica. Penso a Copenaghen di Michael Frayn, per esempio, che è stato, penso, è passato varie volte qui a Rossetti. Non tante, è una cosa stranissima, perché Copenaghen è un testo, qua chiedo scusa se intervengo i 3 attori dicono: noi quando abbiamo dei giorni, dei periodi più o meno lunghi liberi, ci mettiamo d'accordo e lo riportiamo. Quindi a Trieste credo sia stato soltanto 2 volte. Mi ricordo quella con Umberto Orsini, che era veramente... Orsini, Popolizio e lo Iodice, sono so queste cose. È un episodio che è molto pertinente, perché l'anno scorso, però insomma ci siamo ancora nelle code delle celebrazioni, era l'anno internazionale delle scienze quantistiche, a ricordare 100 anni anche dalla nascita della meccanica quantistica, che è successa principalmente a Copenaghen, e di cui quell'episodio, diciamo, raccontato nella pièce di Michael Frayn è uno degli episodi più belli, diciamo, anche più interessanti. Che poi, se si pensa, Michael Frayn non è che sia un commediografo che si è concentrato soltanto su cose scientifiche, anzi quindi ancora più rumori fuori scena, è qualche cosa di assolutamente straordinario. Poi
Tutti i dettagli per tutto quello che riguarda da parte dell'ICTP il centenario di Salam li potete trovare su una pagina particolare all'interno del sito dell'ICTP. So che la domanda è un po' sciocca, abbiamo tra l'altro 2 minuti. In questo momento il lavoro, mettiamola così, dell'ICTP in generale parlo, dove va quali sono gli obiettivi in questo momento? Allora, uno è proprio quello di espandere la ricerca nel campo delle tecnologie, scienze e tecnologie quantistiche. Il motivo per cui facciamo queste iniziative è anche per rafforzare un po' le nostre attività in questo campo e soprattutto portarle nei paesi in via di sviluppo, che è l'altra nostra missione. Diciamo, noi facciamo ricerca ad alto livello, ma anche portiamo queste conoscenze e le disseminiamo nei paesi in via di sviluppo. Più in generale ci stiamo molto focalizzando sugli aspetti del calcolo scientifico, di cui diciamo le tecnologie quantistiche sono una parte, perché dalle tecnologie quantistiche speriamo che un giorno riusciremo a creare un computer quantistico, per esempio. Quindi si intersecano varie linee scientifiche, quella delle meccaniche quantistiche e quella invece proprio del calcolo scientifico, e questo e ovviamente in tutto questo c'è l'intelligenza artificiale che è un po' dappertutto, se volete. Quindi sono però campi molto nuovi, quindi istituzioni come la nostra devono anche cercare di stare al passo, e quindi lanceremo presto una serie di iniziative proprio in questo. Noi ci vediamo allora, torniamo a vederci. Grazie professor Scandalo per essere stato con noi, buon lavoro. Noi chiudiamo questa puntata e ci vediamo domani come sempre alle 17:55. Arrivederci.